Siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda. Efesini 4:32. Vorreste avere la loro memoria? Tu mi sosterrai nella mia integrità e mi accoglierai alla tua presenza per sempre. Salmi 41:12. Dio è per noi un rifugio e una forza, un aiuto sempre pronto nelle difficoltà. Salmo 46, versetto 1. Il Signore è